Buonasera, iniziamo le interviste con il numero 7 del TN, Marco Mandarini. Una partita sembra facile a vedere il risultato. Si è messa bene, soprattutto nei primi minuti, però giocarla è un po' diverso forse. Ah, sì, sicuramente è una partita che dal risultato ovviamente sembra scontata, però per fortuna abbiamo fatto l'1-2 all'inizio, dopo pochi minuti, poi comunque abbiamo sofferto tanto perché non riuscivamo a costruire. Il 3-0 dopo il primo tempo ci ha dato fiducia, però comunque c'era da lottare ancora il secondo tempo, poi siamo venuti fuori e Diciamo che proprio gli spazi nei passaggi, nelle triangolazioni li avete trovati nel secondo tempo, sì, sì, sì. effettivamente. Sì, sicuramente Valdagno è comunque una squadra super preparata, hanno ragazzi giovani che hanno tantissima voglia di fare, primo anno in A2, quindi è sempre difficile giocare contro di loro. Esatto. Mi hanno detto che hai una particolare predisposizione per prepararti alla gara. Vuoi raccontare magari ai giovani cosa fai, come ti prepari, come cerchi la concentrazione forse, non so. Ma diciamo che ci si prepara sempre mangiando tipo 3-4 ore prima della partita e 3-4 ore, sì, poi, sì, sì. poi ci si concentra per la partita e basta. Non vuoi rivelare allora le tue Segreti, tecniche? segreti. Benissimo. Allora, prima di ritorno, prima partita di ritorno, molto importante iniziare con una vittoria. Avete qualche obiettivo o vivete alla giornata? Ma allora l'obiettivo è chiaro, vogliamo andare in Coppa Italia, però comunque dobbiamo lavorare giorno per giorno perché ogni settimana lavoriamo per la partita che troviamo quel weekend lì, quindi ogni partita è diversa, ogni partita ha la sua storia, quindi giorno per giorno ma con l'obiettivo finale comune che vogliamo arrivare primi. Bene, molto bene. Ci piace questa determinazione. Possiamo dirti, augurare a te e a tutta la squadra un grosso in bocca al lupo Crepi il e lupo. arrivederci Grazie alla Mode. prossima. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.